Buongiorno, oggi sfatta e disfatta perché oggi proprio free, capelli proprio messi malaccio, anzi malissimo, sempre con la mia dorata vestaglia. Niente, scusate, però ci tenevo a farla questa live perché ho visto il video, la mini diretta che hanno fatto. Allora, volevo dire solamente la mia. Il vestito non era male, non era male. L'unica cosa che mi ha colpito, intanto volevo fare tantissimi auguri a Chiara e Davide per questo giorno speciale. Anche se io comunque l'ho sempre detto, io la seguo così per farmi due risate un pochettino. Tantissimi auguri. Il vestito non era male, l'unica cosa che mi è arrivata all'occhio, e non so se vi arrivate pure a voi, vediamo. Vabbè, comunque, che la manica allungata, perché si vede che è un pezzo allungato della manica, perché era a mezza manica il vestito, era bianco, mentre invece l'abito era, credo, non bianco ma ecru, insomma, non era bianco. Quindi questo distacco tra la manica e il vestito, però il vestito non era male, certo. Sicuramente non era per i suoi, per il suo fisico, ma ognuno, per come si vede bene allo specchio, no, prende, prende. Comunque buongiorno a tutti nel frattempo. Poi ho notato dalla foto che io ho messo come anteprima, non lo so se l'avete vista prima di entrare, ho notato che è arrivata in limousine bianca, perché alle spalle di lei che arrivava in chiesa, che stava per entrare in chiesa, c'era sta limousine bianca. Ora, se era parcheggiata lì per i cavoli suoi o meno, non lo so, però io credo proprio che sia arrivata in limousine. Comunque, ripeto, l'abito non era male, era un bell'abito, sicuramente non era per le sue forme, ma era un bell'abito, se proprio la vogliamo dire tutta. L'unica cosa era quel pezzo di manica bianca che non c'entrava nulla con l'abito, che era crema e cru, insomma un colore che non era bianco, panna, blu. Ho notato che tramite quel video, poi non lo so, magari non si è vista, forse non si è vista la figlia, e questa è una cosa che a me dispiace parecchio. Se è veramente non è andata, dispiace parecchio. Perché una mamma dovrebbe sempre avere i suoi figli vicino, nonostante tutto, nonostante possibilmente non sia stata una grande mamma, anche se non ci credo tanto che non è stata una grande mamma. Quindi questo mi dispiacerà se davvero non ci fosse la figlia. Ciao Andrea, salve, io saluto tutti quelli che mi stanno guardando perché lo so che ci siete, anche se non scrivete, ma non ha importanza. Non sto offendendo nessuno, anzi, aspettavo, stamattina avevo questo pensiero, ciao Giulia, questo pensiero di vedere questo matrimonio, e sono felice di aver visto che comunque questo matrimonio effettivamente è arrivato, c'è stato. Adesso voglio vedere le persone, anzi una personcina in particolare che dice che avrebbe chiesto scusa pubblicamente se la Chiara si fosse sposata. Attendiamo le tue scuse, signora. Basta. Quello che volevo dire sostanzialmente era questo, visto che non ci sono, diciamo, messaggi particolari da leggere, o comunque forse non lo so, non mi arrivano, non li leggo,
So, io metto chat dal vivo, siamo in 56. Alex M, ciao, il matrimonio è stato fatto per convenienza, parere mio, ma chissà, ognuno ha i suoi pareri, io rispetto il tuo parere, io penso che comunque sì, diciamo che poi è stata un pochettino costretta a sposarsi, sì, perché già l'aveva sparata e vabbè, però poi credo che comunque dai, stanno bene insieme. Si accomunano l'uno con l'altra. Beh, ovviamente avrà avuto, scusate, avrà avuto qualche merito nell'educazione della figlia e lo ha fatto bene. Sì, 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 Giorgia, infatti. Secondo me lei ha pure contribuito, nonostante vivesse con la mamma, ma con la nonna. Ma dai, io credo che comunque abbia fatto sì un po' del suo dovere, sicuramente l'avrà fatto. E la cosa, mi dispiacerebbe tantissimo non vederla al matrimonio della mamma, devo essere veramente sincera. Adesso sto aspettando altre dirette, altre cose, anche perché, ripeto, a me fa piacere seguirla. La seguo a mo' per sorridere. Quindi tutto qua. Ciao Francesca Guidi, ciao. Quindi stiamo aspettando, io sono armata di altro telefono, sto aspettando di vedere se qualcuno posta qualcosa. Io ho postato una foto nell'anteprima. Fino a 20 anni più o meno hanno vissuto insieme, infatti Giorgia. Faccio un saluto veloce ai Franci. Siamo in 93. 86. Comunque stiamo aspettando, anche perché io seguo su Instagram dei suoi moderatori, quindi boh, non lo so, sto guardando se ci sono delle news, ma ancora nulla. Hai visto com'è vestita? Sì, l'ho visto, Francia, ho appena espresso anche la mia opinione. Il vestito non è male, è un bel vestito, ma anche se non è adatto alle sue forme, però è un bel vestito. Tranne le maniche che sono state aggiunte in seguito, secondo me, e sono bianche, che non c'entrano nulla col vestito. Dove si può vedere il vestito? Ho messo, allora, se tu mi segui, no, mi segui su Instagram, Francesca Salici Official, l'ho messa nelle mie stories, è un profilo aperto il mio, ed c'è proprio la foto che lei è arrivata in limousine, perché si vede che c'è la limousine, e ho messo la foto proprio dell'abito, che non è male, è anche bello, ma non era adatto alla sua forma fisica, neanche alla mia forma fisica, perché anch'io sono pienotta, ovviamente non obesa, ma non sono magrissima e si vede, quindi neanche per me sarebbe stato ideale. Sì, ma la gonfiava di più, esatto, Franci, questo sto dicendo. Ah, non avevo notato la limousine. Sì, c'è la limousine alle spalle, è una limousine bianca, proprio alle spalle di lei che sta per entrare in chiesa. Io comunque notizie non ne ho, sarà di un'altra persona la limo, ma non credo, Chiara, non credo, cioè, durante il matrimonio c'è giusto una limousine parcheggiata lì, no, dai, non siamo così cattivi. C'è Sharon, io non l'ho vista in nessun video, in nessuna foto, in nessuna stories, perché io ripeto, seguo un po' tutti i suoi moderatori, e chi comunque la segue. Io sempre vi ripeto, scusate la mia acconciatura molto casalinga, ma oggi è così, lasciate perdere. Comunque novità, io sono armata di altro telefono, a meno che fosse già in chiesa, speriamo. Giorgia, la macchina non si è vista, sbaglio? Sì, Francesca, si è vista, la limousine bianca. Vai a vedere sul mio Instagram.
Francesca Salici Official, ho messo la foto della Limu. Ma non è cattiveria dopo aver mentito sui figli, non c'è limite alla bugia secondo me. Quale bugia ha detto Chiara? Non lo capisco. Oddio, ma come c'è entrata? Ma dai, la limousine ci può entrare, Franci, dai, non esageriamo. Ci può entrare, entra. Chiara, la limousine c'è. Tu vai a vedere sul mio profilo, io ho postato la foto di mentre lei sta per entrare in chiesa. È una foto che è arrivata da misteriosi. Una foto fatta bene. Vai a vedere sul mio profilo Instagram e vedrai che c'è questa limousine bianca alle sue spalle e non credo che ce l'abbiano messa così. Ma ha un vestito molto largo, sì, sì, vabbè, però anche se è largo ci può entrare, ci entrano i gypsy, dai. Non ha mentito solo sui figli, ma su tante cose purtroppo si è fatta... vabbè, allora, il modus operandi della Chiara lo sappiamo tutti quanti, quindi vabbè. Allora, io penso che al secondo matrimonio il bianco non è il massimo. Infatti il suo vestito non è bianco, Chiara. Se tu noti da questa foto, sempre che io ho postato, ciao Marcuccio! Ciao Marco, se tu noti da questa foto che io ho postato su Instagram, il vestito è cru, non è bianco, è la manica che è bianca, che proprio sdice proprio sull'abito, che l'abito è anche bello. Non sta su di lei perché ha una forma fisica non adatta, ripeto, ma l'abito non è male. Marco, l'ho vista la tua live, ero in live, mi hai fatto stravisciare dalle risate, anche se comunque non mi va di offendere perché non mi va. Però di come ridi tu, io rido proprio a crepapelle. Ha dovuto sposarsi per forza dopo tutte le bugie che ha sempre detto. Infatti questo lo penso anch'io, secondo me poi è arrivato a un certo punto, lei anche se voleva continuare a convivere, ha dovuto comunque farlo sto matrimonio. C'è il mio cane che mi sta stuprando, in pratica. E basta, ma... Cioè, oh dai, io comunque gli faccio tantissimi auguri, credetemi, non, ripeto, io la seguo perché sorrido e mi viene un'autostima di quelle paurose. C'erano 4 gatti. Allora, però vi posso dire una cosa. Io non sono sposata in chiesa né al comune, io convivo. Se io mi dovessi sposare un giorno, ma adesso sto porco, ma che schifo fai? Sì, sta seguendo il matrimonio, quindi. Comunque, se io un giorno mi dovessi sposare, io credo che non inviterei tantissime persone perché io voglio solo persone che mi sono state realmente vicine. Nel caso di Chiara, invitate i moderatori. Vabbè, ma sappiamo tutti il limite di amicizie che hanno entrambi. Chissà se c'è il farmacista. Io pensavo fosse una mandellina. No, non è una mandellina, dolcetto scherzetto, è una manica che è stata aggiunta dopo, secondo me, aver finito l'abito. Quindi ovviamente possibilmente la stoffa non l'avevano e gliel'hanno messa bianca. No, stando io non la stimi, sono felice per lei. Avessi io 1/10 della sua autostima, sarebbe... Infatti io, credetemi, le invidio la sua autostima. Perché io tante volte mi guardo allo specchio e magari mi guardo e una cosa non mi sta bene e dico, oh, come fanno gli altri? Francesca, non è bello dire così però. Cosa, Andrea? Scusami, cosa ho detto di male? Fammi capire perché non ricordo. La strega con il pigiama a Pua. Ciao. Comunque
sì, è la stola sul vestito quella che ha fatto dopo, si vede nella foto, lo tiene a metà. No, no, la strega con il pigiama a pois, no, è una manica cucita dopo, la stola a parte, quella è una manica. Vabbè, poi nel suo caso non è autostima, ma problemi mentali. Io non credo che Chiara abbia problemi mentali. Non credo. Dicevo alla Francesca Mod, non lo so cosa ha detto, scusate, io ho difficoltà a seguire la chat perché mi scompare, anzi sparisce. Aspettate, uscito, esco fuori un attimino. Scusate la mia faccia, esco fuori un attimino e fumo una sigaretta con voi, se non vi dà fastidio. Scusate. Ma dove si può vedere qualche video del matrimonio oltre a quello? Allora io seguo dei suoi moderatori, per questo le vedo le sue foto e le sue cose, che hanno profili chiusi. Vecchio Genchi, la strega con il pigiama qua comunque non sta malissimo. No, ripeto, l'abito è bello. Malissimo no, ma neanche benissimo. Cioè, non era un abito che io avrei scelto per la mia forma. È furba, altro che... Sì, secondo me sì, ha una furbizia stratosferica sta donna. Devo mettere un filtro per forza, cioè non mi posso guardare. Ciao Chiara, auguri anche a te per domani. Chiara, domani se vado in live ti faccio gli auguri. Io spero non dia fastidio il fatto che io stia fumando in live. Sono messa fuori, non sono messa dentro in casa, sono in veranda come si può vedere. Ma la fioraia è scappiata con i soldi Alessia Di Todoro. Sicuramente io credo che la fioraia non esiste. Perché, allora, poi un'altra cosa che ho notato di questa entrata trionfale in chiesa è stata la semplicità con cui è stata fatta questo ingresso in chiesa. Perché? Perlomeno io parlo per noi del sud, in Sicilia usiamo fare che lo sposo aspetta la sposa davanti alla porta della chiesa. La sposa arriva, la sposa mette un fiorellino nella giacchetta, nella taschetta della giacca dello sposo. Poi la mamma dello sposo accompagna lo sposo all'altare. Subito dopo la sposa raggiunge lo sposo e viene consegnata a lui. Non so se mi sono spiegata. Questo invece è stato un ingresso un pochettino free, molto free, ma comunque ognuno fa come vuole. Non metto in dubbio che ogni paese abbia le sue usanze. Ciao, mi sposo l'anno prossimo e peso molto meno, ma quell'abito non l'avrei messo, però deve piacere a lei. Infatti, no, anch'io pensavo peggio. L'abito, ripeto, è anche bello. Non è adatto a lei, ma è bello. Non dà fastidio, ma una mukbang ci starebbe bene. Alessia, non c'era manco un fiore. No, infatti non ce n'erano fiori. Rettifico, a settembre non l'anno prossimo. Oh, buoni preparativi allora. Io mi sono sposata con i pantaloni e sopra uno spolverino. Ognuno si sposa come vuole, come si sente bene. Pure la foto mezzo busto e chiappaviso, siete già riusciti ad avere in anteprima, ma quando... No, non è geologico, anzi io sto parlando in positivo di questo matrimonio, quindi figurati tu. Se sei venuto per sto matrimonio, per sindacare il fatto che io stia facendo la live, hai sbagliato, perché non sono qui per criticare, anzi.
No, da noi al nord si usa così, lo sposo aspetta la sposa in chiesa. Francesca Guidi, se andate in chiesa? Se no col cavolo che entro. Al nord si usa spesso che lo sposo aspetta all'altare. Anche il mio ex marito mi ha aspettato lì. Ok, quindi è un'usanza forse solo nostra. In Toscana lo sposo aspetta all'altare. Cristina Paitoni, Arpia fatti... Cristina Paltoni, io non sto parlando in male della signora, comunque. Ho organizzato tutto in 3 mesi. Wow! Qui se non partiamo quasi 2 anni prima non ci sposiamo. Il tempo passa e tante cose da fare a quel giorno, devo preparare pure i miei figli quel giorno, mamma mia. Però anche il fatto che l'ho accompagnato il suocero, ognuno fa come... Sì, infatti doveva essere comunque il fratello. Pensavo vedessi il matrimonio. Bettina, stiamo aspettando delle news. Scusate. Delle news. Vediamo se ce ne sono. Allora, io le news in caso chiudessi la live le metto sul mio profilo Instagram, Francesca Salici Official. Ma che problemi avete a venire qui a sentenziare su chi fa live sul matrimonio? Ma la strega con il pigiama qua, il problema è che io sto facendo la live ma no, mi sembra che io non abbia detto nulla di offensivo, vi risulta credo, no? Anzi, ho detto che io la seguo con molto piacere e sono felice, ho fatto gli auguri, non ho nulla da dire in merito. Ma stai passando la scopa elettrica? Chi no? C'è la lavatrice, anzi scusate! La stacco, scusate. Pardon. Ma di fatti sto parlando con chi si lamenta delle live che ci saranno. Comunque aspettate, vedo che si è bloccata. Si è bloccata? Oh mio Dio. Io nel frattempo c'ha il motore di un Boeing 747. Oh mio Dio. Che faccio? Ci siete? Oh mio Dio! Oh mio Dio, Marco, non ti offendere, ma mi piace un sacco. Ci siete? Mm. Ok, scusate. Comunque, stavo dicendo, non lo so cosa stavo dicendo, ricordatemelo perché mi sono persa tutti i commenti. Io stavo vedendo se ci sono delle novità. Aspettate. Da questa parte no. Vediamo qui. No, ragazzi. Non c'è niente ancora. Che cavolo sta succedendo? Comunque ragazzi, il matrimonio cessato.
e quello è l'importante. E la lavatrice che era troppo potente si è bloccata, no. Allora, sì è vera, il motore proprio di un Boeing. Sharon c'era, Paoletta Novi, non lo so, l'hai vista tu? Io spero di sì. Io spero che ci sia quella ragazza, perché dai, è triste. Paoletta, allora mi fa piacere. È triste non avere la figlia al proprio matrimonio, dai. Io sinceramente non avrei avuto il coraggio di sposarmi senza che ci fossero stati i miei figli. Perché per non esserci i miei figli vuol dire che qualcosa non va, e che comunque mm, non si è d'accordo con la scelta che si è fatta. Ma non doveva mettere lo scialle che le regalò la sua fan, quello fatto a mano, ma chissà, magari lo mette con un cambio d'abito, boh, ci stupirà. Quindi non c'è Sharon. Sì, mi hanno detto che c'è. Sì, Sharon e Cesare c'erano. Grande Sharon, bellissimo Marcuccio. Stupendo. Allora, Marco, io se sei d'accordo ti ho messo moderatore, anche se io di moderatori non ne ho di bisogno, ma alla fine mi fa piacere, è un piacere mio. Ma a Chiara non importa niente. Wow, mi fa piacere, Chiara, che ci sia la tua figlioletta. Sono veramente felice. Marco mi ha fatto stare male prima, anch'io mi sono picciata dalle risate. Anche se comunque diciamo, su tante cose magari non posso essere d'accordo, però mi ha fatto ridere perché la risata di Marco è contagiosa. Ma chi dice che la figlia c'è? Come fa a saperlo? Non lo so. Io ancora devo andare a vedere tutte le news e poi vi farò sapere più tardi. No, no, io di figli non ne ho parlato, della figlia di Chiara. Sharon non poteva mancare e comunque la mamma non le ha fatto nulla. Beh, magari le solite cavolate che la mette in mezzo senza che quella ragazza voglia essere messa in mezzo, ma non credo che siano motivi così grandi da non dover andare a un matrimonio, dai. Non credo, tranne che ci sono delle cose che noi non sappiamo e allora sì. Buonasera, buongiorno la strega del sud. Paoletta Novi, brava Francesca, anch'io la penso come te, sei obiettiva senza perculare. Grazie Paoletta. Vado a rispondere ai 10.000 messaggi sul mio Instagram. Comunque, a parte tutto, nessuna offesa è chiara, ma si è resa ridicola. Francesca Francia sulle news. Scappi. Ok Marcuccio, ti aggiorno se so qualcosa, tu fai lo stesso e comunque non era un'obiezione alla tua live, anzi io l'ho seguita con estremo piacere, quindi un pupo lo mettiamo in cantiere dal mese prossimo. Bah, chi lo sa, anche se comunque ormai secondo me non è arrivato fino ad ora, ma chissà. Sapete, io sono nata dopo 12 anni di matrimonio della mia mamma e del mio papà, quindi sono stata molto desiderata e quindi non vuol dire che questo non possa accadere a loro. Contenta per Chiara, anche se penso sia stato fatto tutto per il business. Francesca Guidi, su questo è possibile che sia stato così, l'ho detto prima. Ormai lei non si poteva più tirare indietro. Io lo metterò in cantiere dal mese prossimo. Wow! Wow! Sforniamo bimbi a go-go. Un figlio da quei due pensa che schifo. No, dai. No, su questo Alessandro Rossi no. I bambini quando arrivano non sono mai uno schifo, anche perché le due persone non ti piacciono o comunque ti danno quell'aria un po', che ne so. Io dopo 6, ma hanno dovuto fare cure, non credo onestamente ci resterà per il peso e per il fumo, non è una critica ma una realtà. Ma chissà, ma tutto può accadere, magari già è incinta e non lo sappiamo? Sahara Pa.
Dove hai preso la foto di Chiara? L'ho presa da una delle sue moderatrici. Un bimbo è una foto pubblica, eh? Un bimbo è una benedizione, sempre. Poi ovviamente ci sono casi e casi. Io per esempio le mie benedizioni, lui è Caramello. Ciao cara. Vecchio Genchi, non lo so. Sto aspettando delle news nell'altro mio telefono e le posterò sul mio profilo Instagram, che è Francesca Salici Official, perché adesso io chiudo la live perché ho una lavatrice da far partire, un bambino da accudire, perché sennò poi mi dicono che sono una mamma di merda. Vogliamo caramello? Uffa, sono Vietta ammalata, volevo una bella live trash. Sara, io una live trash non la farò mai. Possiamo solo commentare quello che vediamo nelle varie live. Comunque se non dimagrisce è difficile che resti incinta. Quello sì, un figlio ti cambia, magari un figlio e loro tre sarà un incentivo a curarsi di più. È possibile, ma alle volte vedi che è il contrario. I conigli portano malattie. No, è vaccinato, è tutto sotto controllo. Per la Madonna. Pure il fumo influisce, sì. Lori B, sei siciliana? Sì. È tutto a posto col coniglio, state tranquilli. Pulito, pulitissimo. Ma non è vera sta cosa dei conigli. Ciao Marco Garbi. Ciao Francesca Guidi. Catania, Lori B. Ma dicono pure i gatti portano malattie, non è vero, ma non, cioè, l'animale se è curato non credo che porti malattie. E comunque credetemi, io lo dico per certezza, io ho più schifo di alcune persone quando mi si avvicinano che non degli animali. Io Trapani, wow, bella Trapani e i suoi contorni. Io sono stata molte volte a Marsala, stupenda, all'isola di Favignana, mamma mia il top. Infatti, 2 gatti anche io. Io ho un chihuahua e un coniglio, stanno entrambi in giro per casa così, tranquillamente, non vivono in gabbia né l'uno né l'altro e vivono a casa, sono dei membri della famiglia. Sì, Marsala è bellissima, sei mai stata alle Saline? Sì, ho anche delle foto fatte alle Saline, dove c'hanno i mulini, stupendo. Beh, ho fatto vari spettacoli lì a Trapani, Marsala, anni fa. Va bene ragazzi, io non ho news, quindi io credo che sia anche un pochettino inutile stare in live. Seguitemi. La Sicilia è tutta bella, è vero, anche se l'Italia è tutta bella, ragazzi. Io non sono mai stata all'estero tranne una volta in Germania, e credetemi, non uscirò più dall'Italia fin quando non avrò visitato anche l'angolo più sperduto della mia terra, perché noi abbiamo posti bellissimi e tante volte andiamo all'estero quando qui abbiamo le ricchezze più grandi. Mi riferisco a ciò che hai detto prima, noi del sud siamo abituati ad altro, io sono di Napoli, quando ho visto l'ingresso di Chiara mi ha rattristito. Sì, infatti l'ho detto prima Anna, di solito l'ingresso in chiesa della sposa si fa, ti fermi davanti la porta, metti il fiorellino lì allo sposo, poi lo sposo va all'altare e tuo padre o chi per esso ti consegna allo sposo, cioè di solito. Lily Rose, io non sto facendo live fake, e comunque io mi esprimerei un pochettino meglio fossi in te.
Cioè, io sto raccontando le varie cose che vedo su Instagram e comunque sto commentando in positivo, non in negativo. Anzi, se però dà fastidio, puoi uscire dalla live, non è un problema. Condivide in pieno le tue parole. Vabbè, io ripeto, ragazzi, ma renditi conto, tutti questi poracci che si attaccano alla destra, fate più schifo. Not Gulity, un altro ne arriva. Però io a te, siccome tu sei stato molto maleducato, ti blocco. Stiamo chiacchierando del matrimonio in positivo, c'è chi la pensa al contrario di me. E ripeto, adesso chiudo la live perché non ho news, quindi sarebbe inutile. Se più tardi ho il tempo e posso avere delle news dai suoi moderatori che io seguo, vi aprirò un'altra live, ok? Ragazzi, io non ho nulla contro questo matrimonio, anzi, tantissimi auguri a Chiara e a Davide, nonostante tanti siano contro questo matrimonio, tanti auguri, perché un matrimonio è sempre una cosa bella e felice. Quindi un bacio a tutti quanti e ci vediamo più tardi. Seguitemi su Instagram, Francesca Salici Official, perché io là posterò tutto quello che mi viene fornito dai moderatori. Un bacio, ciao ciao. Oddio, come si stacca qua.